Di stamane a Santa Marta Papa Francesco ha invitato tutti alla prudenza. Il servizio di Giovan Battista Brunori. Preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni. Oltre all'emergenza coronavirus, Papa Francesco nell'omelia ricorda i tanti che nella storia sono stati giustiziati sulla base di una valanga di notizie false e cita i martiri cristiani, cita la Shoah e di questi tempi la condanna a 10 anni di carcere per Asia Bibi e mette in guardia anche dal piccolo linciaggio quotidiano che avviene anche nelle istituzioni cristiane. Notizie false, calunnie che riscaldano il popolo e chiedono la giustizia. È un linciaggio, un vero linciaggio. Intanto prosegue il dibattito sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus. Dopo il duro attacco dei vescovi italiani al governo che lascia in sospeso le celebrazioni domenicali, interviene il portavoce della CEI, Don Maffeis. La Chiesa italiana non vuole strappare col governo né fare fughe in avanti, avverte. L'intenzione è quella di andare avanti col dialogo costruttivo. Ipotesi di compromesso in discussione, la soluzione ponte dal 4 al 18 maggio di celebrare messe all'aperto. E all'Università Salesiana di Roma ci sono stati una quarantina di contagiati, ma il rettore rassicura. Ce ne parla Lino Lombardi.